arrivano in 80 più o meno per controllare 30 negozi, 35 negozi. Si piazzano lì 2 giorni e Cortina finisce sotto un fuoco incrociato impressionante, come credo non ve lo sareste mai aspettato. Intanto, quali sono i risultati di questo blitz di Capodanno? Abbiamo letto sui giornali il 400% di scontrini in più rispetto al giorno precedente, quando non c'erano gli ispettori. Quindi è vero, siete tutti evasori? Diciamo che quella fu proprio una sberla i cui effetti poi si pagano ancora oggi, in realtà non è che sia stata indolore. I numeri sono proprio impietosi dal mese successivo sul mercato italiano, i primi mesi sono stati proprio drammatici. Diciamo che l'Agenzia delle Entrate ha fatto quello che facevano prima i Lele Mora e altri, cioè ha usato Cortina come il palcoscenico per mandare un messaggio all'Italia intera, dove se vuoi mandare un messaggio il 30 dicembre, probabilmente in Italia vai a Cortina. Il messaggio era: aumentano le bollette, aumentano le tasse, aumenta la benzina, l'autostrada, la disoccupazione e tutto, ma tranquilli che anche i ricchi piangono. Ricordiamolo, c'era il governo Monti che si stava preparando a fare la stangata dell'anno successivo. Esatto, quello era il messaggio. Già devo dire l'azione a noi non è piaciuta per i modi, perché 80 agenti in un corso che è lungo qualche centinaio di metri, evidentemente erano visibili da tutti e il malcontento si è diffuso subito, cioè non è stata una cosa, uno dei tanti controlli a cui siamo abituati. Del resto siamo un territorio ipercontrollato, questo per dire, abbiamo la compagnia della Guardia di Finanza, la compagnia dei Carabinieri, il commissariato della Polizia, la ULSS, i forestali. Veramente per essere un paese di seminanime ci sono momenti in cui le forze dell'ordine sono ovunque, quindi non è il controllo in sé che si contestava, il modo, perché poi ostacolava da un lato l'attività degli imprenditori, dall'altro fermava le persone fermandole in macchina per fare attività che si potevano fare semplicemente incrociando i dati del registro delle automobili con la dichiarazione di reddito. Ricordiamolo, vennero controllate oltre ai negozi anche le targhe dei SUV di tutte le auto di lusso, e poi sulla base di questo venne ricostruito se chi era il proprietario di quell'auto poteva permettersela in base alla dichiarazione dei redditi. Non solo, vennero anche controllate se chi guidava l'auto era effettivamente l'intestatario, oppure se l'auto era intestata a qualche società offshore piuttosto che... E anche su questo vennero dati dei dati massacranti. Sì, questo fu il motivo per cui io poi a un certo punto sono sbottato. In realtà il controllo del 30, io credo di aver parlato o l'1 forse il 2 di gennaio, credimi che per uno come me, in modo che sia in 3 giorni è già il record del mondo, ma quando io ho visto che mi hanno comunicato i dati, lì proprio non ci ho più visto, perché sono andato dalle attività che erano state controllate, molte che conoscevo personalmente, a chiedere, a capire che aria tirava, e tutti, non tutti, buona parte di quelli che controllavano mi mostravano il registro. Io ho visto quasi il registro di tutti quelle 35 persone, e ahimè erano tutti fatturati più bassi di quelli dell'anno precedente. C'era sì questo più 400%, ma era una gioielleria, potete capire che vendere gioielli non è vendere pane, quindi tu sai quando ti entra lo sceicco e ti fa l'acquisto, magari per 3 giorni non fai il fatturato, arriva il giorno che fatturi una cifra spropositata, non è un settore regolare. Siamo andati poi in un incontro televisivo, incontro-scontro con le portavoce dell'Agenzia delle Entrate, eravamo all'Arena di Giletti, in cui io dissi solo una cosa: per favore, visto che ci avete detto che avete selezionato le 35 attività più a rischio sulle oltre 1000 partite IVA di Cortina e ci avete sparato alcuni numeri impressionanti, io ho detto: potete darci tutti i numeri di questi 35, senza dire il nome, ma dite i bar hanno avuto uno spostamento del più 5, i negozi di gioielleria meno 10, e facciamo una tabella unica e vediamo qual è il risultato. Risposta della portavoce: entro pochi giorni forniremo i dati. Il sospetto, per essere chiari, del sindaco era che l'Agenzia delle Entrate, nel comunicato che diceva abbiamo trovato incassi fino al 400% in più rispetto al giorno precedente o all'anno precedente, a seconda dei casi, in realtà
fosse il picco, cioè il singolo negozio 400, gli altri 34 in realtà non avevano questi numeri, e l'Agenzia delle Entrate questo ragionamento non l'ha mai negato, proprio perché non ha mai fornito i dati. Il discorso è finito perché sono passati ormai un anno e mezzo, i dati ancora non sono stati forniti, la risposta... La funzionaria... Ma la funzionaria, io ho scritto a Befera mi ha risposto che per privacy non forniscono i dati, gli ho scritto fornisci gli aggregati, visto che hai dato un più 400%, dalli tutti, e la risposta è stata la stessa. Io francamente trovo ingiusto che uno Stato si comporti così con una località. Comunque tra istituzioni ci dovrebbe essere quantomeno un rapporto di correttezza e di trasparenza. Vuoi fare il controllo, vuoi farlo in maniera... L'hai fatto, fornisci i dati. Qual è il problema di fornire i dati? Il problema, io lo so qual è, che era un'operazione flop.